Buonasera a tutti e ben ritrovati. Oggi, come vi accennavo la volta precedente, parleremo di chakra. Chakra è un termine sanscrito, le cui notizie più antiche risalgono ai Veda indiani nel 3000 a.C., che sta per ruota, cerchio. In effetti questi flussi energetici appaiono esattamente come dei vortici di energia. Perché conoscere i chakra è importante? Sicuramente è importante per tutti gli operatori esoterici e olistici perché è importante sapere da quali canali passano le energie che andiamo a impiegare nei nostri lavori, nei nostri trattamenti. Ma a mio avviso è importante un po' per tutti sapere le funzionalità di questi flussi energetici. Perché? Perché tutto ciò che avviene sul corpo eterico, sul corpo energetico, si ripercuote sicuramente sul corpo fisico. Ed è in questo modo che accade che a volte un malessere fisico probabilmente è causato da uno scompenso energetico. In ogni caso, quando c'è uno scompenso energetico, sicuramente c'è anche uno scompenso a livello fisico. Detto questo, conoscendo i nostri flussi energetici principali, ci è data la possibilità di aiutarci un po' nel quotidiano per prevenire o alleviare determinati disturbi, determinati malesseri. Vi confesso che questa è la seconda volta che giro questo video, perché dopo aver fatto il video la prima volta mi sono accorto di aver parlato di chakra per ben un'ora di filato. E essendomi ripromesso, avendovi promesso dei video esaurienti, sì, ma brevi, concisi, ho deciso di ripeterlo e di adottare un sistema diverso da quello che avevo adottato la volta precedente, cioè ho preparato per voi direttamente degli schemi che a breve andremo a leggere insieme in modo da evitare di divagare riempiendovi magari eccessivamente di nozioni che poi alla fine possono risultare per chi sta cominciando adesso magari più confusionarie che altro. Noi adesso abbiamo bisogno di chiarezza perché chi di voi sta cominciando da poco il suo cammino spirituale, olistico, esoterico, ha bisogno di qualcosa di pratico, immediato, che gli serva come spunto per i propri studi, ma intanto ha bisogno di qualcosa che possa apprendere nell'immediato e non dimenticare, quindi eviteremo di creare un marasma di nozioni, ma andremo un po' più al sodo. E allora, cominciamo intanto a vedere questi schemi che ho preparato per voi e ci rivediamo fra poco. E allora, questo è il disegno che ho preparato per voi per mostrarvi l'aspetto e la posizione dei 7 chakra principali. In realtà il corpo ha innumerevoli punti energetici, innumerevoli chakra, ma quelli che vengono presi in esame solitamente sono i 7 chakra principali in quanto sono situati in prossimità delle ghiandole principali dell'organismo. Intanto va detto che la numerazione dei chakra parte sempre dal basso, quindi il primo chakra sarà sempre il chakra più basso, l'ultimo chakra principale, il settimo chakra, sarà sempre il chakra più in alto. Come vedete appaiono esattamente come dei vortici di energia e il primo e il settimo sono rispettivamente rivolti verso il basso e verso l'alto. Gli altri, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, si affacciano invece sia sulla parte anteriore del corpo che su quella posteriore. Dunque, il primo chakra, quello rosso, quello che vedete proprio tra le gambe, a livello fisico è associato allo scheletro e al sistema di eliminazione.
Il secondo chakra, quello arancio, è associato a livello fisico alla riproduzione e all'assimilazione. Il terzo chakra, quello giallo, è associato al sistema digestivo e alla muscolatura. Il quarto chakra, quello verde, è associato al sistema immunitario, alla circolazione, alla respirazione. Il quinto chakra, azzurro, è associato al sistema metabolico. Il sesto chakra, quello indago, quello blu scuro, è associato al sistema endocrino. Il settimo chakra, quello violetto, è associato al sistema nervoso. Ora andiamo a vedere un po' più nello specifico i singoli chakra. Primo chakra, Muladhara. Chakra centro della radice, situato nella zona perineale sotto l'osso sacro. Rappresenta il contatto con la terra, con il mondo fisico. Da qui parte la Kundalini. Per chi non lo sapesse, la Kundalini è quell'energia divina sopita appunto nel primo chakra che attende di risvegliarsi e si risveglia quando si raggiunge un certo grado di consapevolezza, quando i canali sono aperti, per risalire lungo la schiena e lungo tutti i chakra fino al settimo chakra. Elemento terra, tema materialità, denaro, sensazioni, sopravvivenza, determinazione, sessualità. Colore associato rosso, pietre di aspro, rubino, corallo. Aromi, cedro, lavanda, muschio. Musica, tamburo, suoni della natura. Il primo chakra si forma dalla nascita e riceve energia dalla terra. È rappresentato come un loto dorato con 4 petali scarlatti. Il 4 è il numero della terra, della grande madre da cui nasce ogni cosa, è il numero dell'essere che si materializza. Se il Muladhara è in equilibrio, esso dà soddisfazioni, stabilità e forza interiore. Se è disequilibrato, porta invece rabbia, vergogna, sensi di colpa e difficoltà in campo lavorativo ed economico. Se questo flusso energetico è iperfunzionante, porta un'eccessiva ricerca del piacere, egocentrismo, materialismo, sovrappeso, abuso di potere e disturbi organici. Mentre se esso è ipofunzionante rivela debolezza, magrezza, mancanza di individualità, scarsa indipendenza e disturbi organici. Secondo chakra, Svadhisthana. Chakra del centro sacrale, posto a livello delle ghiandole surrenali, rappresenta l'energia sessuale e il rapportarsi con gli altri. Elemento acqua. Tema donna. Sensazioni, emozione, sessualità, equilibrio. Colore associato arancio. Pietre ambra, corniola. Aromi muschio, sandalo. Musica melodica, gioiosa. Svadhisthana rappresenta la grotta, la madre, la donna. È situato nella zona pubica, fra la quinta vertebra lombare e l'osso sacro, in corrispondenza delle gonadi per l'uomo e dell'utero per la donna. È rappresentato da un loto arancio con 6 petali. Il 6 rappresenta il maschile che agisce sul femminile, è vita e morte. Se nel 4 del primo chakra il mondo si manifesta, nel 6 si materializza originando vita e morte. Se è in equilibrio ci porta ad aprirci agli altri, alla vita e ai sentimenti. Se è disequilibrato porta un rifiuto nei confronti della sessualità e apatia. Se questo flusso energetico è iperfunzionante porta ad una ricerca frenetica e ossessiva di sensazioni forti e adrenaliniche. Se è ipofunzionante ci sentiremo bloccati. Terzo chakra, Manipura. Manipura è situato nella zona del plesso solare tra l'ombelico e lo sterno. È il chakra maschile, centro del potere, e qui risiedono giudizi, pregiudizi e convinzioni, ma anche l'autostima e la fiducia in se stessi e nei rapporti umani. Elemento fuoco, tema fiducia, uomo. Sensazioni, energia, razionalità, creatività.
colore associato giallo, pietre, occhio di tigre, quarzo citrino, aromi, lavanda, musica orchestrale, armonica. È rappresentato da un loto rosso con 10 petali grigi o giallini. Il 10 rappresenta l'intero sviluppo della manifestazione, la chiave di ogni cosa, la cui formula è 1 più 2 più 3 più 4 che è uguale a 10. Essendo la sede dell'emotività, l'equilibrio psicofisico dipende in gran parte da questo flusso energetico. Se è in equilibrio porta creatività, gioia, illuminazione. Se è disequilibrato dà invece turbamento e depressione. Se questo flusso energetico è iperattivo saremo eccessivamente smodati, se è ipoattivo ci sentiremo sempre giù di forze. Quarto chakra, Anahata. Chakra del cuore è posto al centro del petto. Questo è un chakra molto importante in quanto fa da ponte tra i primi 3 chakra legati alla terra e gli ultimi 3 chakra legati all'etere e al divino. Elemento aria. Tema amore maschile e femminile. Sensazioni amore, altruismo, armonia. Colore associato verde e rosa. Pietre smeraldo, giada, avventurina o quarzo rosa. Aromi rosa e gelsomino. Musica sacra o classica. Anahata è il chakra del maschile e del femminile. È rappresentato da un loto verde con 12 petali. 12 sono i frutti dell'albero della vita. 12 sono i segni zodiacali che rappresentano ciascuno una fase evolutiva indispensabile alla chiusura di un ciclo di vita per poter passare al nuovo. Se è in equilibrio dona amore per se stessi e per gli altri, famiglia, amici, animali, terra. Se è disequilibrato porta false aspettative, pretese e delusioni. Se questo flusso energetico è iperattivo, saremo portati a un'eccessiva emotività, sensibilità e suscettibilità. Se è ipoattivo, ci sentiremo sempre emarginati e delusi dal prossimo. Quinto chakra, Vishuddha. Chakra del plesso cervicale si trova a livello della nuca. Elemento etere. Tema comunicazione. Sensazioni, creatività e comunicazione. Colore associato azzurro. Pietre turchese, zaffiro, acquamarina. Aromi eucalipto, benzoino. Musica rilassante. Vishuddha è situato nella zona della gola e dà accesso al mondo degli elementali. Rappresenta ciò che siamo, vale a dire l'unione del corpo fisico, eterico, astrale e mentale. È rappresentato da un loto porpora o turchese con 16 petali. 16 è il quadrato di 4, è la materializzazione del cosmo che moltiplicandosi 4x4 uguale 16 contempla il proprio sviluppo. Se è in equilibrio porta onestà, comunicazione, stabilità interiore, oggettività. Se è disequilibrato origina una limitata comunicabilità e scarsa capacità di bilanciare mente e corpo. Se questo flusso energetico è iperattivo, saremo quindi portati all'egocentrismo e a un'eccessiva metodicità. Se è ipoattivo, saremo invece troppo chiusi nei confronti di noi stessi e del prossimo. Sesto chakra, Ajna, chakra del terzo occhio posto sulla fronte. Sensazioni, percezione e chiaroveggenza. Colore associato bianco e indago. Pietre, lapislazzuli, ametista. Elemento tutti. Aromi, menta, violetta. Tema terzo occhio. Musica classica. Ajna si trova al centro della fronte ed è il chakra del terzo occhio. Ci permette di ricreare nella nostra mente il passato, di visualizzare il nostro futuro, di metterci in contatto tramite la meditazione creativa e il sogno lucido con il mondo sottile, affinando le nostre facoltà mentali e sensibili. Gli antichi egizi lo identificavano con l'occhio di Horus. È rappresentato da un loto bianco o violetto con 2 petali.
Nel 2 troviamo le dualità che ci permettono di esistere, maschile e femminile, luce e ombra, cielo e terra, eccetera. Inoltre il 2 è generatore del 3, principio di ogni cosa. Se questo chakra è in equilibrio, avremo maggiore sensibilità, creatività, visione interiore e accesso ai piani sottili della realtà. Se è disequilibrato, porta arroganza, scetticismo, materialismo. Se questo flusso energetico è iperattivo, saremo eccessivamente distaccati dalla realtà, vivremo in una sorta di limbo e non saremo capaci di affrontare le situazioni. Se invece è ipoattivo, saremo troppo radicati nella vita di tutti i giorni e incapaci di dedicarci al nostro spirito. Settimo chakra, Sahasrara. Chakra della corona è situato al centro della testa. Elemento tutti. Tema luce. Sensazioni, comprensione, liberazione. Colore associato viola e arcobaleno. Pietre, cristallo di rocca, diamante. Aromi, loto. Musica, silenzio. Sahasrara si trova al centro della testa ed è la dimora della Kundalini dopo il suo risveglio e la sua sublimazione. È la dimora del padre e della madre, della conoscenza che sconfigge l'ignoranza, della vita che vince sulla morte. È rappresentato da un loto bianco luminoso con 1000 petali. Eccoci qui. Dunque, prima di salutarci, vorrei aggiungere giusto qualche piccola curiosità ancora. Partiamo dalle pietre che vi ho consigliato qualora voi voleste interagire con i flussi energetici con la cristalloterapia. Allora, di cristalloterapia magari parleremo nello specifico in un altro video perché c'è tanto da dire anche lì. Ma intanto possiamo dire che intanto le pietre che vi ho consigliato vanno sicuramente bene, ma se volete un metodo molto facile per riconoscere quali pietre vanno bene per un chakra piuttosto che per un altro, ricordatevi sempre che vanno bene per un chakra le pietre del suo colore. Quindi, per esempio, per il primo chakra abbiamo detto il suo colore è il rosso, ma in realtà anche il nero, quindi le pietre con cui possiamo interagire con il primo chakra saranno un po' tutte le pietre rosse e tutte le pietre nere. Se vogliamo interagire con il quarto chakra, tutte le pietre verdi e tutte le pietre rosa. Questo è un modo molto semplice ma in realtà efficace, perché in realtà è vero, le pietre sono sempre quelle del colore del chakra. Per quanto riguarda le erbe, gli aromi che vi ho consigliato, quelli vanno sicuramente bene, ma tenete presente che ce ne sono anche tanti altri, non sono solo quelli, gli aromi giusti per lavorare sui chakra. Quelli sono sicuramente giusti, ma è bene che voi stessi sperimentiate, perché è anche divertente alla fine sperimentare e trovare da sé i mezzi con cui lavorare. Ovviamente non inalate i vapori di queste essenze, tenete sempre le finestre aperte e usateli negli appositi diffusori per ambienti. Anche nel caso di incensi, se posso darvi un consiglio, evitate gli incensi industriali, chimici, perché a mio parere, non sapendo mai cosa si va a bruciare, non sono tanto consigliabili, anche perché molto spesso viene appurato che molti di questi, magari non tutti, ma spesso sono tossici. Quindi bruciate incensi naturali, vale a dire foglie, radici, fiori, corteccia, almeno sapete cosa state bruciando. Ci sono gli appositi carboncini per bruciare gli incensi naturali. Come si lavora sui chakra con le pietre? Allora, come si svolge una seduta tradizionale di cristalloterapia lo vedremo in futuro in un prossimo video.
ma andare a interagire intanto con una pietra sul chakra corrispondente è molto semplice, cioè basta che vi stendete un attimo e poggiate la pietra sul suo chakra corrispondente, la lasciate lì per un po', da un 10 minuti anche a una mezz'ora buona, se non di più, a vostro piacimento, e questa andrà a interagire con le energie del chakra, ricaricandolo e riequilibrandolo. Nel frattempo potreste aiutarvi facendo un po' di meditazione o almeno visualizzando in silenzio il chakra in questione, quindi la sua luce, il suo vortice di energia che si ricarica. Usate anche un po' la fantasia all'inizio se non siete abituati alla meditazione. Vedremo anche questo, parleremo anche di questo in futuro, ma intanto basta visualizzate anche semplicemente il colore del chakra che intendete andare a riequilibrare, con cui intendete interagire in qualche modo. Stessa cosa per gli aromi, basta che vi stendete, fate un po' di meditazione mentre bruciate un olio essenziale adatto nell'ambiente in cui vi trovate. C'è anche la musicoterapia, abbiamo visto a seconda musica sacra, musica classica, eccetera. In più posso dirvi che ogni chakra ha la sua nota musicale corrispondente, quindi si può andare a stimolare le vibrazioni del singolo chakra anche suonando ripetutamente la nota corrispondente o un motivo che abbia come base principale la nota corrispondente. Le note partono da Do e il Do è associato al primo chakra. Quindi Do al primo chakra, Re al secondo, Mi al terzo, Fa al quarto, Sol al quinto, La al sesto e Si al settimo. Queste sono le 7 note musicali, ognuna corrispondente a un chakra. Detto questo, credo di avervi detto un po' tutto, vi saluto e ci rivediamo presto alla prossima. Ciao!